dovevo aspettare, dovevo fare il video, però è più giusto così, perché ci tenevo veramente a fare una mini analisi sul Torino, perché, ripeto, dipende tantissimo da noi e da come affrontiamo le partite, ma adesso è il momento della verità, a livello psicologico, a livello di... tutto a posto. Bambolino si è emozionato perché... Allora lasciate un like, penso che possiamo arrivare a 3000 like, senza sfiacchirci nemmeno. So che quando si postano i due video a distanza breve si disperdono le views, nessuno si andrà a vedere il video di prima, che però secondo me è interessante, ma per quanto riguarda, ma è chiaro che la cronaca ha il sopravvento. E non vi permettete di prendere questo video e di utilizzarlo nelle vostre compilation, non vi permettete. Solo gli amici bellini della community hanno il diritto di vederlo, quindi io ringrazio tutti voi presenti sul canale. Presenti. Guardate come esulta, ma è giusto che esultino. E lasciate un like. L'abbiamo detto già, vi iscrivete al canale, l'abbiamo detto già. Signori, il titolo è un po' forte e vi spiego alla fine del video perché. L'analisi vuole che l'Inter nel primo tempo, se vogliamo, avevano creato loro qualcosina in più, con un po' di occasioni, Darmian, occasione per Lautaro che cerca di fare quel colpo, sai, di esterno come l'aveva fatto contro il Bayern per esempio, stavolta non gli riesce. Un altro paio di occasioni, la traversa di Di Marco, caspita, sta ancora tremando, eccetera eccetera. Però il Milan, nell'unico momento in cui si affaccia nel primo tempo, Jovic, che è uno dei misteri, stava cadendo perché ho le mani con the lotion, Jovic, un mistero del calcio, proprio il bello del calcio, no? Un giocatore che non gli davi 2 lire e invece risulta il più efficace, forse almeno in questo periodo, di un Milan che ha cercato nel mercato, perché poi Abraham sì, però così e così. Jimenez quando arriva dice però sto ragazzo segna, e così alla fine con Seisao, la cura con Seisao, vuole che Jovic sia la punta in questo momento titolare di questo Milan, il modulo cambiato, la difesa a 3, Teo più libero, però l'abbiamo visto in campionato, vale finché vale finché ti dà una scossa, poi inciampi di nuovo, perché ritorno al titolo, benissimo, ritorno al titolo, è il Milan, uno dei Milan meno performanti degli ultimi, io dico 20 anni, si può fare, vi potete divertire nei commenti, è un Milan disastratissimo, che sono noni, ma proprio noni, nel senso noi siamo arrivati 10, quindi non potremmo, però siamo ripresi, quindi loro avranno la speranza di bissare probabilmente l'anno prossimo quello che ha fatto il Napoli, cioè si arriva lontanissimo dalle cose europee. A questo punto sono convinto che anche i tifosi del Milan saranno propensi a non andare manco in conference possibilmente, perché in questo momento la stagione del Milan finisce, ma con la prospettiva di vincere un secondo trofeo, perché poi questa è la grande differenza, se vogliamo, che noi l'anno scorso comunque non siamo riusciti e loro hanno la possibilità dopo la Supercoppa. Ecco perché arrivare secondi invece che terzi è comunque una grande cosa, visto le nuove regole anche della Supercoppa, non scherziamo, e quindi noi siamo molto contenti. E il Milan è pazzesco, e credo che un passivo così pesante per l'Inter, che poi ci ha provato ma le ha prese, 0-3 penso sia pesante. E qua vi rimando, a quelli che sono nuovi non lo sanno, quindi lo ripeto, io stavo coltivando la speranza di una controinformazione, di una controidea, una unpopular opinion, una hot take, mentre molti volevano l'Inter andare più avanti possibile per stancarsi, eccetera, eccetera, io coltivavo dentro di me l'idea, secondo me se prendono una mazzata, e già l'avrei voluta, onestamente contro il Bayern, potrebbero perdere qualche certezza e avere un po' di paura che ti sbatti e ti possono scivolare, proprio come il telefono.
Sono riuscito a legare il fatto come se avessi una lozione tra le mani, pronto a lucidare, ecco, tutti i tuoi trofei, però ti scivola dalle mani, cose che hai la possibilità di vincere e alla fine non ce la fai, perché se perdi un pochino di certezze. Allora è bene, e lo dico con la speranza, perché alla fine se il Napoli è lì a lottarsela, grandi meriti di Conte, grandi meriti dei ragazzi, del mercato fatto in estate dalla società, e non c'è dubbio. Però facendo una comparazione con quelle che è la classifica dell'Inter dell'anno scorso, l'Inter mi pare che a meno 12 o una cosa del genere, siamo parecchio sotto, quindi se l'Inter avesse bissato la stagione dell'anno scorso noi saremmo stati secondi comunque in solitaria, con altre squadre che avrebbero avuto meno punti perché ne avrebbe di più l'Inter, e quindi saremo lì, secondi, contenti, io contento di essere secondo, ma non a lottare per lo scudetto. A questo punto tu devi per forza accettare che nel calcio esistono gli avversari ed in base agli avversari le stagioni prendono una piega o un'altra. Questo lo dobbiamo accettare, e sotto questo punto di vista io mi sono impegnato a cercare ad aggrapparmi a quell'altra speranza, cioè l'Inter che non va avanti fino in fondo per il triplete, ma che perde qualche certezza per strada, sperando che possano, che la maglia risulti un po' più pesante quando entrano in campo la prossima volta, che il pallone possa essere scivoloso e possano mettere in discussione anche una gestione di Inzaghi, qualcuno sui social, insomma, deve mettersi in moto anche i media, ma non quelli nazionali che parlano così, i social, è l'unica cosa, mettere qualche dubbio, che siamo arrivati a fine video, ce lo possiamo perché non se lo vedono tutti, io sono troppo calmo, se li vedono tutti, se io spacco tutti, no, io sono calmo, i social media, i social devono cominciare a mettere qualche dubbio a sti ragazzi, io lo so bene perché Leao, io gli ho dato, no, non mi guardare così, Leao è sensibile, è molto sensibile alle cose che gli si dicono sui social, e io delle volte ho detto delle cose e lui si è rizelato così. Inzaghi, la gestione di Inzaghi non è stata positiva sui ragazzi, probabilmente questa rosa non è così forte come io avevo detto, che la speranza che potevamo avere è che un anno in più sulle spalle una squadra che ha la sua età potrebbe pagarlo. Si devono porre il problema, devono avere un po' la paura generale, perché i media non lo faranno. I media stanno raccontando che è la prima volta nella storia che una squadra gioca la domenica dopo aver giocato, cioè giocherà il mercoledì dopo aver giocato la domenica. Falso, stanno dicendo il falso per coccolare l'Inter sotto questo punto di vista. I social media dovranno, e credo che come sono i tifosi distruttivi nel Napoli, nel Milan, nella Juventus, ci saranno anche tra quelli dell'Inter, che potrebbero mettere un dubbietto all'interno dei calciatori, qualcuno che si fida di meno delle seconde linee, forse Bissek non è questa grande cosa. Signori, ce la sto mettendo tutta io, è l'unica cosa che posso fare. Titolo pesante per dare un'ulteriore spintarella verso una possibile, auspicabile, da parte mia, perché se non ci lasciate neanche questo, non è ancora questione di cufare, io me la sono guardata con grande serenità, ritorniamo al discorso della serenità, l'ho detto in premessa, dipende da noi dobbiamo affrontare bene tutte le squadre che arriveranno affamate di salvezza e di punti, così. Però se l'Inter perde un pochino di fiducia per strada, potrebbe inciampare di nuovo, e ci sono delle partite importanti, importanti per tutti. Non ci sono partite scontate, e quindi sconfitta molto pesante per l'Inter, che vede sfumare non solo un obiettivo che era alla portata, c'era la possibilità di farlo, ma con un obiettivo ne vedono sfumare due, perché sfuma la Coppa Italia e sfuma il triplete. C'è sempre il doblete, loro si aggrapperanno con tutte le loro forze alla possibilità di fare la doppietta, però già il 3 di Simone Inzaghi diventa il 3
che sono i 3 gol, è a casa loro, è il derby, pensate un pochino, insomma, con Pioli li perdevano tutti, invece arrivano Fonseca, arriva Conceição, allenatori non considerabili, allenatori, uno non è stato protetto, l'altro probabilmente non viene protetto adesso perché hanno altre idee e le scopriremo, e hanno perso contro questo Milan qua, allora siete fragili, allora avete delle problematiche anche voi, allora non siete ingiocabili. E vediamo quello che succede. Da New York, Valero Fluido e tutto, sempre con molta calma. Però, se il titolo vi sembra un po' diverso rispetto al tono generale dei miei video, avete capito il perché, no?